Amici di Trevignole, ho messo i ciai giusti per far luce finalmente sui gazzeri del Comune di Riva. Fra poco che telefono al sindaco, ad Alberto Mosaner, e ne fan dir tutti questi casini che non si sa se si va a votare prima, se si va a votare dopo, se non si va a votare. La luce sul mistero, fra 2 secondi. E tende a fare male. Amici di Trevignole, l'entrovà da Alberto Mosaner. Come va ad Alberto? Siete ancora sindaco? Ma certo, fino adesso avete fatto che non sia successo niente. Cioè, cos'è questa storia delle crisi, no crisi, del Molinari che svolazza intorno? Del mondo le tiende robe, no? Quindi, dei fatti, dei atti, quindi se ne in dialetto è così, insomma. Ascolta, resta il fatto però che Roberto Pellegrini te cammina e va via dalle fiere congressi e il punto della provincia. Molinari non si sa. E ti anche che ti tocca star lì a tenere il mocol? Chi è che era lì? No, il sindaco non taglia il mocco da nessuno. Ho capito. Il sindaco è votato dai cittadini, quando in italiano puro. È votato dai cittadini e risponde ai cittadini che lo hanno eletto, e dal momento in cui è sindaco di tutta la città. Ho capito. Ascolta, ma ti ricordi quando sabato al liceo, il professor Sabato al liceo, e te metteva a Drio alla lavagna perché te fevi Casim con le manifestazioni? La guerra della lavagna? La che era attaccata sul muro? Ma no, la guerra alla lavagna, me la ricordo mi. No, era la lavagna. Pronto? Sì, sento. Ascolta. Non mi ha mai messo nessuna lavagna, per fortuna. Vabbè. Ascolta, cambio argomento, sti casini. Ecco. Sì, vabbè. Ma ascolta, sti problemi del PD. Sì. Ma quindi mi sembra che sia nato per una forte inconvenienza all'autolesionismo, no? Ecco. Non so se l'ultima nomina del nuovo traghettatore, votata quasi all'unanimità, è un segno che forse ha capito che ogni tanto bisogna fare le cose fatte bene. Esatto. D'altra parte, torno all'italiano, un partito che vuole essere inclusivo e più si amplia, più evidentemente deve superare col dialogo tante posizioni che ci sono interne. No? Quindi facilmente questo non succede in un partito che è il 3%, o in un partito, o nei partiti che sono partiti dominati da un leader incontrastato, che sia o a pagamento o di altra natura, però così è. Ascolta, che pensi dell'Ugo Rossi che ha vinto le primarie? Principio generale: nel momento in cui si accettano di fare le primarie, bisogna accettarne l'esito. Può vale in Trentino per Rossi, come valso a Milano per Pisapia, come a Genova per Loria, come a Torino per Cassino o a Roma per Marino. Cioè, nel momento in cui si propugnano le primarie come strumento l'esito va accettato. Se evidentemente poi non succede come in alcune parti d'Italia, dove sono state annullate per vizi palesi tipo Napoli, no? Però nel momento in cui ci sono e sono fatte democraticamente, l'esito va rispettato. Ma se no non si fanno, punto. Ascolta, ma dici che era meglio forse una volta quando erano i partiti veri, nel senso PC, PSI, DC, che almeno erano i famosi ordini e scuderie, non si arrivano fuori ai 101 voti in meno per Prodi, per esempio, che sarebbe... È cambiata la struttura, cioè, ora mi potrebbe dire per l'età che ho, che è uguale alla tua, no? Che forse nel momento in cui i partiti esistono gli organi dirigenti che dovrebbero essere quelli che interpretano le reali esigenze, essere anche i mediatori delle reali esigenze, possano essere in grado di proporre
all'elettore anche persone o personalità che siano in grado di. E nel momento in cui, cosa che nella nostra provincia di Trento, dire la verità, per esempio il PT l'aveva detto, no? Sentiamo, no? E non solo, anche Molinari a Rima aveva detto non le primarie non servono, serve che. Il problema è che nel frattempo gli organi dirigenti dei partiti si sono più impegnati a studiare regole, metodi ed altro, e invece fare sintesi di esigenze. Quindi le primarie tante volte rischiano di essere una scappatoia, no? Per incapacità di proporre delle soluzioni in caso di nomi che possono essere condivisi. Questo è un problema. Il problema che c'è è che via via nel tempo non so se le primarie siano lo strumento utile, che tanto che io faccio riferimento a un partito che sostiene questa cosa qua, o faccio riferimento, non ci faccio, posso portare il punto, in questo caso critico anche. Ho capito. Ascolta, una domanda personale, indiscreta, forse guarda a ti se rispondere a me, ma tuo papà, l'indimenticabile Dario, vice sindaco di Riva, socialista, cosa fareste in questi momenti chi se fu sottoposto? Ma rispetto a cosa? Rispetto ai problemi che ti trovi nell'amministrazione, insomma. Lui ha avuto la fortuna forse di appartenere a un partito in quel momento dove le cose si facevano fuori tra segreterie e i quadri si trovavano quasi sempre, e in un modello comunque dove mediamente il 99% di consiglieri comunali virgolettato stavano di ordini di scuderia, oppure d'altra parte nel momento in cui stavano di ordini di scuderia c'era una soluzione interna che poteva portare a un ragionamento o riportare la ragionevolezza all'atteggiamento. Il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato. C'è una differenza che è molto trasversale, che arriva come c'è anche in tanti altri comuni d'Italia, dove evidentemente l'individualità o l'individualismo degli atteggiamenti tante volte superano anche le esigenze primarie, che quelle, non so, della coalizione piuttosto che di altri, insomma. Ma ascolta, un'altra domanda indiscreta, ti cosa pensi di fare da Garante? Da Grande io spero di chiudere il stato elettorale che mi è stato conferito dai cittadini, dai cittadini. E dopo? E dopo io ho un bel lavoro che mi piace molto, se le condizioni ci sono, magari potrò essere anche richiesto o d'altro, potrei anche pensare a qualche cosa. È cambiato anche molto il quadro istituzionale dei comuni, ad elezioni con una formula molto diversa, dove i consiglieri, non solo con la riduzione dei consiglieri comunali ma anche con assessori interni, senza esclusione magari di quelli che fanno gli assessori che sono i maggiori eletti, se il sindaco fa qualche cosa, in maggioranza vengono votati anche gli altri numeri e ci sarà un sistema diverso, insomma. Ma te ricandideresti, casomai? Ma perché mai dire no? No, capito. Cioè, quindi non è... No, anche perché se un'esperienza quinquennale come questa, con le esperienze precedenti, reggerla e reggerla negli interessi della comunità, non è reggerla negli interessi personali, ci tengo a ribadirlo. Ma ascolta, Molinari, che rapporti gatti con Molinari? Io ho detto già a suo tempo di un'intervista al giornale in cui tu sei stato grande esponente, nonché dipendente anche, sì, esatto, fino alla pensione, che in comune con lui ho avuto anni di frequentazione di medie e di liceo, e politicamente forse ho cominciato un po' prima io, politicamente forse, e che dal 1980 abbiamo condiviso percorsi di giunta assieme, anche su ruoli, anche su fronti separati. Sono stato con lui all'opposizione, con lui in maggioranza, sono stato il suo vice sindaco, ho lavorato bene anche, devo dire la verità, e per 4 anni abbiamo appartenuto allo stesso partito. E adesso?
E adesso lui ha fatto delle scelte che sono sempre, io ritengo sempre nell'ambito del centro-sinistra autonomista, e ha fatto dei suoi percorsi politici, evidentemente si sono portati al di fuori del PD, e io rimango in quest'alveo e lui in un altro alveo, sempre nell'ambito della stessa coalizione. Ascolta, per finire... Io ho già dichiarato sempre alla stampa e sempre al tuo giornale per il resto che ritengo che Molinari comunque sia una risorsa, e risorsa per il territorio, per il Trentino, cioè muove modo per mettere a disposizione la propria capacità, la propria disponibilità per il Trentino. Ma secondo te candidano alle provinciali o... Non lo so, e evidentemente per il PD non ritengo, e quindi sono questioni che vengono poste sempre nell'ambito della coalizione, facilmente ad altri partiti o ad altre liste, che dovranno fare le loro valutazioni, unitamente a Molinari. Ho capito. Ascolta, per finire, noi ieri sera con la Repubblica di Vignola fa il Consiglio dei Ministri e il presidente Ivo Bertamini ad Amime mi ha mandato di domandare al sindaco di Riva un gemellaggio. Voi che staresse perché casomai dentro le mie dialette mi parli di unione di comuni o solo di gemellaggio? No, solo gemellaggio fra l'altro con Repubblica Estera, perché te sai che Repubblica Indipendente di Vignole è stato a parte, quindi non vorrei sul gemellaggio sull'unione dovrei confrontarmi con tuo, anche lui, collega e giornalista appartenente alla stampa estera trentino, perché voi la figlia Dante dovete la Randiale Roma, quindi stanza, che per l'unione dovrei consultarlo. Ho capito. Per l'unione dei comuni. Ma questo, parliamo di gemellaggio, quindi sul gemellaggio è tra Sant'Alessandro di Vignole, tra Brione o tra Riva? No, noi ti spiego, come voi che è largo Bensheim, noi volevamo fare la piazzetta invece che San Valentino largo Riva del Garda, no? Però voi hai ragione, largo a Riva del Garda. Sì. No, e voi è quello che volevo dirti. Ecco. Invece voi a Riva dovreste farne una piazzettina, Piazza Vignole, non di Arco, è Piazza Vignole, basta. Allora, possiamo far raggiungere questo accordo. Se tu fai la piazzetta largo a Riva del Garda, sì. Quindi fare la piazzetta Vignole. Benissimo. Allora stasera riuniremo di nuovo i Consiglio dei Ministri e prenderemo in considerazione sta roba qua. Mi raccomando, telefona prima a Sandro Betta. Sì, certo. Ma a parte che noi con Sandro Betta non è neanche da spartire perché è stato estero. Vogliamo. Esatto. Va bene. Scusami. Ecco. Non volevo esagerare. Esatto, tant'è vero che noi per esempio abbiamo mandato all'ONU una nota contro l'intervento in Siria. Quindi vedi che noi siamo un po' avanti dei comuni di Riva, cioè noi ne muoviamo autonomamente e anche nella direzione credo giusta, no alle armi in Siria. Ho capito. E sulla base militare. Esatto, perché noi crediamo nella pace e giustamente Obama, essendo un Nobel della pace, non può fare la guerra. Esatto, però questa è una posizione non di Bolognano, di Vignole, posizione di Vignole, no, la Repubblica di Vignole, ti ricordo, comprende praticamente tutto l'oltresarca fino al confine con Nagotorbole a est, fino al confine con Dro a ovest. E dopo il nord, direi appunto nord-est, nord-ovest, arriva in su a Malgacampo, Stivo e Disencreino, ecco, insomma, quindi che è un vaccino. Anche con Rodocchelis. Prego? Quasi con Rodocchelis, anche quasi si confine allora. Ah beh, certo. Sì. Quindi sei una realtà che chiede le giuste attenzioni e il giusto rispetto, insomma adesso faremo anche la nostra Costituzione, presto la presenteremo ufficialmente. Se sei ancora sindaco, insomma sta nel Rio che
che nel modo o nell'altro ne mettiamo d'accordo, insomma. Io dico sempre, guarda, odiernamente il sindaco di Riva, dico sempre, e quindi risolve il problema. Bella questa, molto bella questa. Adalberto, ridendo, finisce intervista e tanti auguri di restare odiernamente sindaco del Rio del Garda. Perfetto. Va bene. Grazie Cornelio. Ciao, grazie. Ciao.